È un iter ormai trentennale quello della centralina idroelettrica richiesta da un privato in Val Brenta. L'autorizzazione definitiva deve essere preceduta da alcune verifiche di compatibilità dell'opera. Nella fase preliminare si deve decidere se fare una valutazione di impatto ambientale. Noi siamo arrivati in questa fase perché, interpellata dal soggetto interessato, la Regione ha ritenuto di poter escludere la sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, purché siano rispettate alcune prescrizioni, alcune indicazioni che dovrebbero garantire la compatibilità della messa in esercizio di questa centrale idroelettrica con lo svolgimento degli sport della pagaia sul tratto di fiume sotteso alla derivazione. Difficile però trovare un equilibrio tra i bisogni dell'attività sportiva e quelli della produzione di energia. La Regione Veneto ha ritenuto di applicare alcuni criteri di un regolamento vigente in Umbria. Secondo la regione in questo momento basterebbe lasciare una specie di canale largo 2,30 m con una profondità d'acqua di 40 cm perché le attività siano salvaguardate. Questo invece è impossibile perché anche solo le imbarcazioni che vengono utilizzate, i kayak, le canoe o i gommoni per il rafting, hanno lunghezze notevolmente superiori e necessitano di uno spazio e di un fondale molto più ampio per poter fare le manovre tipiche di quelle discipline sportive. Questa decisione è stata contestata davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma. L'intenzione è di avere una perizia tecnica imparziale per contestare la decisione della Regione. Nel merito questa decisione che è basata su un'istruttoria incompleta che non tiene conto poi di quelle che sono le specificità del caso concreto, cioè qui non si tratta di andare a fare un bagno nel fiume o di passare con un'imbarcazione qualsiasi, qui si tratta di un'area che da sempre, ma da moltissimi anni, viene utilizzata per lo svolgimento di specifiche discipline sportive, dove si sono formati degli atleti che sono stati anche premiati con medaglie olimpiche e rendere impossibile la prosecuzione di queste attività per favorire un insediamento idroelettrico sarebbe un enorme svantaggio e un enorme danno non soltanto ovviamente per quelli che sono i miei clienti, ma anche per tutto l'indotto. A giugno è fissata la prossima udienza a Roma.